Per la prima volta Gustav Leonhard dirige un ensemble italiano. Alla bacchetta del grande maestro olandese si sono affidati infatti l'orchestra barocca ed il coro del Friuli Venezia Giulia, che hanno eseguito musiche di Bach. Le cantate sacre di Bach tornano nei luoghi per i quali furono composte dal grande musicista, le chiese. Padova, Firenze, Roma e Cividale del Friuli sono le tappe della tournée di Gustav Leonhard, uno dei maggiori interpreti della musica di Bach. Qualunque musicista vorrebbe dirigere le cantate di Bach ed io sono veramente soddisfatto del risultato, dice Gustav Leonhard. Non conoscevo il coro del Friuli Venezia Giulia e l'orchestra barocca Tiepolo, spiega, ma quando li ho sentiti sono rimasto molto colpito. Infatti per la prima volta il maestro olandese ha diretto artisti italiani.